Settimana drammatica sul fronte degli incidenti stradali in moto dopo la tragedia di ieri sulla Feltrina. Speranze ormai quasi finite per il giovanissimo Centauro schiantatosi giovedì a Pieve del Grappa. Shock al giubileo degli adolescenti. La catechista Lina Pietroboni muore improvvisamente. Stava accompagnando i ragazzi di Istrana, il cordoglio della diocesi di Treviso. 65enne di Mestre colpito da infarto mentre passeggia nel quartiere di San Giuseppe. A Treviso l'uomo si accascia sulla panchina di una gelateria sotto gli occhi dei passanti. Nulla da fare per lui. Maxi rissa tra una trentina di minorenni in quella via Collalto, già teatro di violenze. L'ira del sindaco che chiama il questore: ho chiesto il pugno di ferro. Intanto continua a far discutere il caso del kebab chiuso in via Roma. Ex caserma Piave, nessuno sgombero di Ciantonella Tocchetto del PD, replicando a Fratelli d'Italia che ha invocato la cacciata del centro sociale Giango dopo l'attacco a Gentilini. C'è una convenzione, va rispettata. Ultimi dettagli operativi per i funerali dello sceriffo che martedì Antena 3 racconterà in diretta dalla Camera Ardente di Cassugana al corteo in città. A ricordare Gentilini nella nostra prima edizione anche Giampaolo Gobbo, che puntò su di lui per conquistare Cassugana e cambiare la città. Voce libera e indipendente nella Lega, dice Fulvio Pettenà. A Canizzano la festa della pastoria del Borgo Furo con i membri del gruppo folcloristico che hanno dedicato una lettera e un ricordo a Gentilini. Sport, il calcio, il Treviso batte con un perentorio 3-0 in trasferta il Brian Lignano. Il contemporaneo pareggio del Dolomiti Bellunesi avvicina i biancocelesti a -2 dalla vetta, l'ultima di campionato decisiva per capire chi otterrà la promozione diretta in Serie C. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. E dunque lo avete sentito dai titoli, è una settimana drammatica, quella che si chiude sul fronte degli incidenti stradali, in particolare in moto. Dopo la tragedia di ieri sulla Feltrina, costata la vita a un 34enne, speranze ormai finite per il giovanissimo Centauro che si era schiantato giovedì a Pieve del Grappa. Lo schianto terribile e la moto distrutta, le condizioni gravissime, le speranze appese a un filo sempre più flebile. 48 ore di dramma e dolore per la famiglia del ventenne di Possagno che giovedì si era schiantato con la sua moto Crespano di Pieve del Grappa. All'ospedale Cafoncello di Treviso le speranze sarebbero ormai pochissime. Lo stato delle funzioni vitali non lascerebbe spazio ad altro se non all'attesa degli accertamenti ufficiali dei medici nelle prossime ore. Un drammatico incidente che era avvenuto lungo via Pancrazio a Crespano. Il giovane viaggiava in sella alla sua Ducati procedendo verso nord quando in piena curva si era scontrato con un fuoristrada al cui volante si trovava un uomo di 73 anni che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto non era riuscito a evitare il tremendo impatto. Il ragazzo era stato travolto e sbalzato sull'asfalto. La moto distrutta, la corsa dell'ambulanza del SUEM 118, l'arrivo dell'elicottero con il giovane intubato e portato d'urgenza a Cafoncello, dove è iniziato il calvario. Una settimana drammatica che ha portato dolore e shock anche tra Montebelluna e Povegliano per la morte del 34enne Marco Canonico, il giovane imprenditore titolare della ditta Ribol, che ha perso la vita lungo la Feltrina, lasciando nel lutto 2 comunità. Ed è un pellegrinaggio segnato da un terribile lutto, quello degli adolescenti della diocesi di Treviso che si trovano in questi giorni a Roma insieme al vescovo. Ultimo giorno del loro giubileo. È venuta a mancare ieri sera improvvisamente una catechista che accompagnava i ragazzi di Istrana. A perdere la vita Lina Pietroboni, 57 anni, sposata, mamma di 2 figli, originaria della Puglia, lavorava nel mondo della scuola, era molto impegnata in parrocchia. Una persona generosa e preparata nel suo servizio, aveva frequentato il biennio diocesano catechisti ed era coordinatrice della catechesi di Istrana e di una classe delle medie nella collaborazione pastorale di Istrana. Così la ricorda il parroco Don Fabio Baracco a Roma insieme agli adolescenti delle sue 3 parrocchie. Era una donna dedicata ai suoi cari ma sempre aperta al servizio e al dono del suo tempo e delle sue competenze, soprattutto nella catechesi a favore dei più giovani. E i 3.000 giovanissimi e i loro accompagnatori, i sacerdoti, il vescovo questa mattina hanno ricordato nella preghiera Lina e i suoi cari durante la messa in piazza San Pietro presieduta dal cardinale Pietro Parolin. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, informato della tragedia, ha fatto pervenire al vescovo Michele Tomasi il suo abbraccio per lui, per la famiglia e per tutta la comunità cristiana di Istrana.
Colto da un malore, si è accasciato sulla panchina della gelateria ed è morto. La tragedia poco dopo le 7 del mattino a San Giuseppe. A perdere la vita il 65enne Stefano Riga, originario di Mestre. I primi a prestare soccorso all'uomo sono stati dei ragazzi che hanno notato il 65enne barcollare sul ciglio della strada nei pressi del bar Vanessa. Vedendo che a malapena si reggeva in piedi, lo hanno aiutato a sedersi sulle panchine della gelateria Fantasy, dove Riga ha perso i sensi. Sono stati gli stessi ragazzi a chiedere a quel punto l'intervento del personale del SUEM 118, che una volta arrivato sul posto ha tentato a lungo di rianimare l'uomo. Presenti durante le operazioni di soccorso anche la Polizia di Stato, una pattuglia dei Carabinieri. Nessun dubbio sulle cause del decesso, sarebbe stato un infarto. E c'è stata ancora una rissa invece tra giovanissimi in via Collalto. Siamo in pieno centro a Treviso. Il sindaco Conte ha subito chiamato in mattinata il questore Simone, invocando, dice, il pugno di ferro. Mi sono sentito questa mattina con il questore, la dottoressa Simone, chiedendo appunto di andare col pugno di ferro anche in quella zona che purtroppo ancora una volta si è macchiata di questi disordini legati alla presenza di questi giovani. Ancora una rissa tra giovanissimi, ancora via Collalto, laterale di Corso del Popolo, non nuova, violenti scontri tra gruppi di ragazzi. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva finito di cenare in un ristorante proprio di via Collalto e se n'era andato da pochi minuti quando una trentina di minorenni ha iniziato a darsele di santa ragione. Oggetto della contesa un paio di jeans, botte, urla, sedie del bar lanciate in strada, poi il fuggi all'arrivo delle volanti. La zona è sorvegliata, ma questi soggetti passano alle mani anche di fronte a polizia e carabinieri, riferiscono gli esercenti. Nessuno parla a microfono o si mostra in viso per paura di ritorsioni, ma la verità, ci dicono, è che il sabato sera c'è il caos. Stiamo agendo sul quadrante di via Roma e adesso prenderemo per mano anche via Collalto, ovviamente. E mi auspico che anche in questo caso siano in arrivo dei provvedimenti molto rigidi e severi, perché non ci deve essere alcun tipo di tolleranza nei confronti di questi comportamenti, di queste persone che vengono a Treviso provenendo da comuni limitrofi, perché il 90% delle persone che identifichiamo non sono trevigiane, però è altrettanto vero che chi viene a Treviso per disturbare o per compiere reati, come è successo in questi giorni, ovviamente non è il benvenuto. In via Roma la questura non solo ha emesso 2 DASPO nei confronti dei 2 cittadini magrebini ritenuti responsabili dei disordini all'Istanbul City Kebab, ma ha anche sospeso la licenza per 1 settimana al negozio. Non una sanzione per l'esercizio commerciale, chiariscono da Piazza delle Istituzioni, ma un provvedimento volto a tutelare la cittadinanza, vista la presenza di soggetti con precedenti e le continue aggressioni a titolare e dipendenti. Conte sposa la linea della polizia. Condivido la scelta presa dalle autorità competenti, evidentemente hanno dei riscontri che vanno in questa direzione. Fratelli d'Italia è andato oltre in queste ore, invocando una riduzione dei negozi etnici in città. Per la Dem, Antonella Tocchetto, è invece sbagliato punire gli esercenti. Io non l'ho capita questa chiusura e sono fortemente contraria, a meno che non abbiano verificato che c'erano delle anomalie di tipo amministrativo. Io credo invece che un segnale sarebbe stato quello di tenerlo aperto, ma anche di cercare di aiutarlo a chiudere la struttura. Io trovo che sia gravissimo, non lo condivido quindi. Antonella Tocchetto, che oggi è intervenuta anche sul braccio di ferro rispetto all'ex caserma Piave. Nessuno sgombero, dice l'esponente del Partito Democratico, replicando a Fratelli d'Italia, che ha invocato invece la cacciata del centro sociale dopo l'attacco a Gentilini durante il corteo del 25 aprile. C'è una convenzione, va rispettata. La posizione del centrodestra la trovo sempre strumentale, come ogni volta che il Django fa una manifestazione. Ex caserma Piave è pronta a dare battaglia la consigliera comunale del Partito Democratico Antonella Tocchetto dopo la richiesta della segretaria di Fratelli d'Italia Marina Bonotto di procedere allo sfratto del centro sociale Django dalla struttura di via Monterumici. La panchina portata in Piazza dei Signori il 25 aprile per ricordare i trascorsi di Giancarlo Gentilini, morto da poche ore, ha scatenato i meloniani. Tocchetto
Grillo tira il freno. Io, come ha detto anche il nostro capogruppo, penso che Gentilini si sarebbe messo a ridere. Non ho, come dire, considerato positiva quell'azione, perché comunque è una persona che è morta. Detto questo, ho spiegato 1000 volte anche in Consiglio Comunale che c'è una convenzione. È inutile che il centrodestra continui a sventolare cose che non esistono. C'è una convenzione, ci sono degli atti giuridici, con gli atti giuridici si risponde e noi saremo, diciamo così, a verificare che gli atti giuridici vengano rispettati. Chiediamo che la convenzione tra Comune e Open Piave, in scadenza tra poco meno di un anno, venga rinnovata, chiede anzi Tocchetto, ma per Fratelli d'Italia non se ne parla neppure. Auspichiamo che la convenzione non venga più rinnovata, ma lo chiederemo a gran voce. Purtroppo è stata blindata con questa convenzione dalla scorsa amministrazione, dove sono stati molto furbi a poter blindare queste persone, però il tempo sta per scadere e giustamente dovranno trovarsi altri luoghi dove poter portare avanti le loro idee malsane. Maggioranza compatta sulla gestione dell'ex Piave fino a un certo punto. Il tono con cui il sindaco Mario Conte, interpellato sull'istanza di sgombero, risponde lascia pensare che la fuga in avanti degli alleati non gli sia piaciuta. Io credo che è un tema che abbiamo già affrontato nelle riunioni di maggioranza e che non serve commentare ulteriormente. E dunque abbiamo accennato allo sceriffo Giancarlo Gentilini, continuiamo con la pagina a lui dedicata. Martedì ci saranno i funerali a San Nicolò, nelle prossime ore verrà predisposto tutto il necessario anche in termini di sicurezza per garantire una cerimonia a cui sono previste 2000 persone nel Tempio cittadino e poi c'è da predisporre il percorso per il corteo che il feretro compirà da Cassugana a San Nicolò. A ricordare la figura di Giancarlo Gentilini in questi giorni anche l'amico fraterno Giampaolo Gobbo, oggi era ospite a Prima Edizione, puntò su di lui per conquistare Cassugana e cambiare per sempre la città. Ho visto la gioia sua, cioè la gioia di essere arrivato e di essere effettivamente amato. Lui cercava l'amore dei propri cittadini e dava l'amore ai propri cittadini. Il ricordo più bello per Giampaolo Gobbo è la gioia di Gentilini nella vittoria del 1994 che lo portava per la prima volta a Cassugana. Gioia doppia per lui che lo aveva scelto e lo aveva corteggiato fin dai primi anni '80, salvo sentirsi dire che sarebbe sceso in campo solo in pensione da Cassamarca. E così fece, travolgendo Treviso e la politica come finora era stata concepita. Oltre 50 anni di amicizia e strettissimo rapporto non si cancellano con la morte. Lo sa bene il nome storico della Liga Veneta e Trevigiana, che con Gentilini ha condiviso un percorso lunghissimo ed è forse il più titolato a definirlo. È stato effettivamente l'uomo del cambiamento, ripeto, l'uomo dell'apertura del palazzo, l'uomo del popolo che andava col popolo, ma che sapeva anche usare ovviamente i cosiddetti poteri forti, economici, eccetera, per poter risanare la città. Estrema capacità di sintesi e decisione, racconta Gobbo, per un Gentilini che sapeva fondere la sua esperienza in Cassamarca con la concretezza delle esigenze di ogni giorno. Un ciclone che travolse il municipio. Come che diceva io, qualche volta quando si incazzava, ma poco, però dicevano sono farina farostie, come il famoso detto trevigiano, ma su questo ci siamo sempre capiti e abbiamo sempre indirizzato quello che è la storia, diciamo, della nostra città, e se abbiamo una città a questi livelli bisogna dire proprio grazie alla sua capacità. Un ciclone che finiva anche sulle pagine dei giornali per le sue esternazioni e le accuse di razzismo. Su queste situazioni riceveva molte lettere da parte dell'allora segretario che diceva di avere un determinato comportamento, eccetera. E lui chiedeva a me, ma cosa devo fare? Ho detto, ti Giancarlo, avanti come che te sia abituato, come che sia il tuo senso della vita, perché conoscendo anche molto bene, cioè certe cose sono travisate, certe cose sono state portate su referata refero, cioè guarda che ha detto così e quindi dopo, quando purtroppo lui aveva una telecamera davanti, ovviamente diceva quello che pensava al 101%, questo è giustissimo, per me è stato giusto. Certo che su determinate situazioni stava già cambiando il mondo, come del resto adesso non è più quel mondo, e quindi c'erano comportamenti che ovviamente a qualcuno faceva un po'... Era uno senza filtri, diciamo, no? Assolutamente, ma infatti e nessuno ha mai messo dei filtri a Gentilini. E, racconta Gobbo, vicende che arrivavano a nascondere la vera natura dello sceriffo. Aiutava sempre, assolutamente, ed era di una sensibilità
al di là ricordo anche che è stato uno dei primi che ha detto agli industriali se ci sono bisogno anche di abitazioni, non può solo il pubblico pensare a questo, per i lavoratori extracomunitari che vengono da voi e da noi cercate di fare voi qualcosa, e in effetti qualcosa a quel tempo era stato fatto. Leghista sui generis, leghista che amava il tricolore, leghista che non mancava di attaccare direttamente, quando lo riteneva, il suo stesso partito. Uno che non volle mai lasciare la dimensione amministrativa nonostante la possibilità certa di un posto a Roma. Un palazzo che, scherza Gobbo, non sarebbe sopravvissuto al suo modo di fare lontano dai sotterfugi. Forse l'avrebbe aperto nel senso vero, perché diceva sempre se mi va osò con la cesta de bombe a mano. Prima sindaco, poi vice sindaco, in continuità proprio con Gobbo, un rapporto anche di forti conflitti. Non è una sola litigata più forte. Ricordo che quando si arrivava agli estremi il suo diktat era quello: va a casa manda a casa tutti, e quindi era un po' una situazione particolare, cioè su grandi temi. Ricordo appunto il primo dell'area Piani, ma poi c'è stato il cuore, poi c'è stato il calcio Treviso, poi c'è stata anche la stazione che non veniva mai risolto determinate situazioni. Ma litigate non mancavano, ma assolutamente, anche perché c'era un confronto, ma sempre su un confronto. Era effettivamente una cosa aperta, un confronto diretto. Tanti, troppi ricordi per Giampaolo Gobbo, pronto a salutare il suo Gentilini, sussurrandogli una frase quando si avvicinerà al feretro del sindaco per sempre. Ci hai spiazzato anche questa volta, ma proprio per questo sarai sempre nei nostri cuori, vivo e vegeto. Gentilini voce indipendente, ha detto Giampaolo Gobbo, anche all'interno della Lega. Lo ricorda così un altro militante storico del Carroccio trevigiano, Fulvio Pettenà. Ricordo un aneddoto: qualche anno fa, la prima nomina come presidente dell'ente parco del Fiume Sile, dopo 10 giorni circa di insediamento mi arriva una lettera con toni non dico minacciosi ma quasi, indirizzata al sottoscritto qualità di presidente, ma non solo, ma anche a tutti gli organi della regione, al governo, ai sottosegretari, agli organi di stampa, a firma di Giancarlo Gentilini, che manifestava, si faceva portavoce delle condizioni del fiume perché era pieno di erbe, di rifiuti e quant'altro. All'epoca, anche da fresco presidente, chiesi aiuto al compianto Giampaolo Dozzo, che all'epoca era sottosegretario, e lui chiamò Giancarlo, gli disse: guarda, cerchiamo di usare un po', magari parlando direttamente, così evitiamo di polemiche inutili. E lui rispose col suo tono sempre che mi è rimasto in mente: mi dico quello che mi dice la gente, punto. Questo è un ricordo che lo sto manifestando perché dà la dimensione dell'uomo, un uomo libero in tutti i sensi. Lo chiamavo ultimamente ammiraglio, perché dire solo alpino, nonostante sia alpino anch'io, era troppo poco per il valore dell'uomo e di quello che ci ha insegnato, e se non ci fosse stato lui, sicuramente, parlando con un po' di politica, la Lega non solo a Treviso ma anche in Veneto non avrebbe mai raggiunto quelle quote e quelle percentuali. Siamo stati dei giovani amministratori catapultati nei municipi, non sapevamo nemmeno dove erano le porte del municipio, però sull'onda e sentendoci abbracciati caramente e paternamente da una figura così importante, ci dava quella spinta, quella voglia di andare avanti e di essere soprattutto onesti. E oggi Giancarlo Gentilini è stato ricordato, molti ricordi, molti aneddoti, anche una lettera a lui dedicata a Canizzano, alla festa del Cason del gruppo folcloristico della Pastoria del Borgo Furo. Ciao Giancarlo, continueremo a camminare sulla strada che ci hai indicato per la nostra Treviso, portando le tradizioni e sventolando la bandiera del Leon nel mondo dove il folklore ci porta. Con affetto, gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo. La lettera della Pastoria del Borgo Furo, l'applauso dei partecipanti alla messa e alla giornata di festa che puntualmente in primavera il gruppo folcloristico presieduto da Gianni Marini organizza per dire grazie a chi contribuisce a portare avanti l'attività dell'associazione e in generale le tradizioni trevigiane. L'anno scorso Giancarlo Gentilini era proprio qui in riva al Sile a Canizzano. Oggi, attraverso i suoni e i colori della nostra terra, sentiamo ancora più forte il legame con lui, che è stato non solo un sindaco
sindaco, ma un uomo che ha incarnato l'anima di Treviso, un uomo che ha vissuto la sua città con passione, come se ogni angolo, ogni vicolo, ogni piazza fosse una parte di se stesso. Abbiamo fatto i brividi prima quando abbiamo letto sulla stanza delle parole, insomma, per commemorarlo, comunque una grande persona. Anche voi anche ai giorni di qua, secondo me, un personaggio di quei che riga dritto per questi giovani, che magari qualcosa gli fa qualche sbandalina, che io gli insegnasse come che era proprio di quei militari coi capelli, che grande persona, bravo Giancarlo. Una festa tra natura e animali, quella della pastoria di Borgofuro. La messa, celebrata da Don Domingo, sacerdote originario dell'Angola, tanti i volti del volontariato e dell'associazionismo trevigiano, oltre a quella di Treviso, con il sindaco Mario Conte, presenti i rappresentanti delle amministrazioni comunali dei comuni vicini e di quelli con cui la pastoria collabora. Da tutti un pensiero per Gentilini. Ci ha insegnato che servire la comunità è la cosa più bella del mondo e che bisogna farlo con passione, con amore, ma soprattutto con onestà, e quindi un grazie di cuore a Giancarlo Gentilini. Ho questo ricordo di Giancarlo, che quando lo guardavi e capiva che quello che tu stavi dicendo era giusto, cercava di dire ci sono. Ha cercato di fare quello che ha potuto, ha seminato tanto, non so se ha raccolto tutto quello che ha seminato. Certo che quando giri per la città, e non solo, ma in Italia, l'unico veramente politico che riconoscono o avrebbero riconosciuto sarebbe stato il nostro sceriffo Giancarlo Gentilini. Delle penne nere, come quello commosso di Adriano Giuriato, storico esponente della sezione ANA di Treviso, ex capogruppo del Salsa. Io ho dei ricordi degli anni 70. Giancarlo Gentilini era molto amico di Italico Cauteruccio, generale attuale, all'epoca colonnello comandato della brigata Cadore. E questa amicizia ci ha permesso di andare diverse volte in alcune caserme al sabato e la domenica a vivere con gli alpini, mangiare con gli alpini, ad una alzabandiera, mai una bandiera. La cosa simpatica era alla sera quando si andava a letto. Allora ci mettevano a disposizione una camerata, naturalmente con coperte pulite che sapevano da una fatalina, e coperte di una fatalina, un bicchiere di vino in più, e Giancarlo Gentilini che passava a chi aveva gli occhi chiusi con la bottiglietta di profumo e lo spruzzava sulla testa. Al mattino era dura essere operativi. Questo era un ricordo bellissimo di Giancarlo Gentilini. E si commuove. Mi commuove, certo che sì. Scusate. Mancherà alla cittadinanza, ma mancherà tanto a voi alpini. A me senz'altro, e comunque mancherà a tutti. Andiamo a rivedere insieme l'ultimo consiglio comunale di Giancarlo Gentilini. Era il 20 aprile del 2023, quando salutò con commozione la politica attiva. Il sindaco Mario Conte gli donò la fascia di sindaco per sempre, che lo accompagnerà anche nell'ultimo saluto. Sono ancora emozionato perché lasciare la politica attiva è sempre un punto di tristezza. Così Giancarlo Gentilini il 21 aprile del 2023, l'indomani del suo saluto al Consiglio Comunale nel Salone dei 300. Alle successive elezioni amministrative, dopo quasi 30 anni, non si sarebbe ricandidato. Per lui il sindaco Mario Conte aveva in serbo quella sera un regalo speciale. Da aprire in diretta. Aspetta, ti do una mano. Sì. Dammi qua. La vestaglia. Wow. Aspetta, guarda qua. Guarda, Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso, per sempre. per sempre. Guarda Giancarlo. Aspettava questo tributo, sindaco per sempre. Non lo meritavo, non l'ho meritato, ma comunque il mio cuore adesso sanguina per abbandonare
tutti questi che mi hanno seguito e per abbandonare il mio popolo. La fascia di Sindaco per sempre che sarà posta sul feretro il giorno dei funerali. Antena 3 trasmise in diretta i momenti di quel passaggio di testimone. A Sindaco e Giunta, ai consiglieri, al pubblico in sala e da casa, Gentilini consegnò emozioni e raccomandazioni per il futuro. Caro Sindaco, cari assessori, cari consiglieri, vedete, ho scelto una strada che mi allontana dal mio popolo, ma è dovuto un raggiungimento di una certa età in cui tutte le cose nascono e finiscono. Ma ricordatevi che io esco dalla porta ma resto sulla finestra. Solo l'età, ribadì Gentilini, mi impedisce di proseguire. Il desiderio di impegnarmi non verrà mai meno. Tutte le cose belle finiscono e io voglio ringraziare tutti quelli che dal 1994 sono stati con me in quella rivoluzione del modo di amministrare la città di Treviso. Siamo scesi in mezzo al popolo, abbiamo sofferto, ma abbiamo vinto. Un'eredità che Gentilini consegnò a Mario Conte pronunciando una frase rimasta celebre. Dovete amare la città di Treviso come l'ho amata io, perché certamente è una cosa che mi ha riempito di grande affetto. E voglio anche ricordare tutti quelli che sono andati avanti, come diciamo noi alpini. Non ci sono più, ma hanno dato la loro carica per la città di Treviso e per i cittadini. E poi l'appello per i giovani, vero patrimonio, miniera d'oro li definì della città. Dovete scendere in mezzo a loro, ascoltarli e dare quei consigli che ci hanno tramandato i nostri avi. La commozione prese il sopravvento quando fu ora di concludere il suo intervento. È molto difficile abbandonare questo popolo. Un grande abbraccio a tutti e tanti auguri. Così Giancarlo Gentilini in quell'occasione. Vi ricordo che noi martedì trasmetteremo in diretta il funerale di Giancarlo Gentilini che il Vescovo Tomasi celebrerà in cattedrale a San Nicolò alle 15:30, una lunga diretta con il corteo che porterà il feretro da Cassugana fino a San Nicolò e poi riprenderemo anche dal Consiglio Comunale che è stato convocato per le 18:30 in cui senza dubbio il ricordo di Giancarlo Gentilini sarà tra i temi principali della seduta. Prima di andare in pubblicità ancora una informazione, perché è arrivata in redazione da pochissimo la notizia di un ennesimo incidente mortale che coinvolge un centauro. Abbiamo aperto questa edizione parlando purtroppo dell'incidente di ieri in cui ha perso la vita un motociclista 34enne, delle condizioni disperate di un ragazzo di appena 21 anni di Possagno, e adesso arriva notizia che in Treviso Mare pochi minuti fa si è verificato all'altezza di Meolo, quindi siamo nel veneziano ma a ridosso del confine con la provincia di Treviso, uno scontro tra una moto e un furgone in cui purtroppo avrebbe perso la vita. Usiamo ancora il condizionale, sul posto c'è l'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma si tratterebbe purtroppo di un incidente mortale. Andiamo in pubblicità, se avremo altri aggiornamenti ve li daremo dopo, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo di parcheggi selvaggi all'ospedale di Treviso. Dall'amministrazione comunale in arrivo delle soluzioni, più controlli e cambio di destinazione dell'area davanti al pronto soccorso. Resta il nodo dei posteggi in centro in vista di grandi e affollati eventi, con l'assessore De Checchi che fa sapere che è in atto il bando per la realizzazione di un fast park vicino allo stadio.
La cittadella comincia ad avere le sue caratteristiche definitive e naturalmente abbiamo visto che alcune aree di parcheggio vanno potenziate rispetto ad altre aree che invece vanno depotenziate, soprattutto in ordine alla sosta non regolare. Mi parlo ad esempio dell'ovale davanti al pronto soccorso. L'ospedale si allarga, cambiano le esigenze, traffico, parcheggi selvaggi. Oggi è questa la situazione davanti al pronto soccorso del Ca' Foncello, a cui il Comune sta cercando di porre rimedio. Da qui partiremo con una serie di iniziative che quindi debbano spingere verso l'utilizzo di quei parcheggi, lasciando la rotonda davanti al pronto soccorso il più libera possibile da veicoli mal posizionati, quindi in sosta vietata, e quindi garantendo anche maggior rotazione a chi ha bisogno di maggior necessità, soprattutto di servizi come quelli del pronto soccorso. Partiremo innanzitutto con una cartellonistica che mette in chiara evidenza i parcheggi liberi verso la rotonda in concomitanza della tangenziale. Aumenteremo i controlli in modo tale che anche la sosta vietata o selvaggia, se vogliamo dire, cessi. Non escludo che nel tempo si possa arrivare anche ad altre soluzioni. Tra le soluzioni la realizzazione di un fast park che sarà realizzato dietro la curva del Tenni. Prospettive però ancora lontane in un periodo in cui Treviso si appresserà ad accogliere l'affluenza delle persone che arrivano per la corsa in rosa e per la DJ10 e gli eventi ad essa collegati. In questo periodo una concomitanza di circostanze che hanno reso il tema parcheggio assolutamente difficile, non va negato, dai cantieri alla necessità di rinnovare alcuni parcheggi che sono stati temporaneamente chiusi, adesso sono in corso di riapertura. L'obiettivo naturalmente è quello nell'immediato di riuscire a gestire i parcheggi esistenti con maggior segnalazioni e con la realizzazione di nuovi parcheggi che dovrebbero dare più respiro alla città intera, così come il fast park e naturalmente gli altri parcheggi oggetto del project financing. Facciamo il punto sulle elezioni regionali, adesso siamo alla politica, al termine di una settimana in cui l'attenzione si è necessariamente spostata su altri temi. Il Partito Democratico è alla ricerca di un candidato dopo il no dell'immunologa Antonella Viola e dell'ex sindaco di Vicenza Achille Variati. Nel centrodestra il leghista Bitonci benedice la candidatura di Alberto Stefani, ma non dispera nello sblocco del terzo mandato. Per un Partito Democratico che continua alla ricerca del suo candidato, un centrodestra che si concentra sempre di più sul nome del segretario regionale della Lega, Alberto Stefani. Il mio nome non è in campo, ha detto invece in settimana Achille Variati, già sindaco di Vicenza ed europarlamentare, ringraziando per la stima e l'attenzione che si è riversata su di lui, tirato in ballo come candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra. Dopo il diniego dell'immunologa Antonella Viola, è stato Variati, colonna storica dei Dem, a chiamarsi fuori. 70 anni compiuti, non è più la mia stagione, ha detto. Nell'altro schieramento è il sottosegretario Massimo Bitonci a sponsorizzare in pieno Stefani. C'è un tema legato alla continuità rispetto al buon lavoro del presidente Zaia di questi anni e di tutta quanta la giunta, assessori e consiglieri regionali. C'è un tema molto importante che continuiamo a ripetere, che il centrodestra deve rimanere assolutamente unito a livello nazionale e soprattutto a livello veneto. Non mi risulta che ci siano per ora dei tavoli aperti. È chiaro che la Lega vuole un proprio candidato alla Regione Veneto in continuità con il presidente Zaia. Si è fatto il nome di Alberto Stefani, del nostro segretario, una persona che ha assolutamente le carte in regola per fare il presidente della Regione Veneto. Questo però non vuol dire che non ci siano anche altre persone preparate in Veneto che siano in grado di svolgere un ruolo così importante. Il sottosegretario leghista non abbandona neppure l'ipotesi che si riapra il dibattito sul terzo mandato ai governatori e anzi lascia pensare che qualcosa di nuovo possa accadere. Quando c'è l'elezione diretta della persona, la limitazione dei mandati non dovrebbe esserci, perché alla fine sono i cittadini quelli che decidono. Le possibilità ovviamente si restringono sempre più nel tempo, perché ci avviciniamo al momento in cui si dovrà decidere la data delle elezioni ed è una scelta che deve essere fatta in maniera condivisa a livello nazionale. Vediamo se ci sarà un'apertura nelle prossime settimane anche su questo fronte.
Siamo allo sport, il calcio nella penultima giornata di campionato, il Treviso dimezza le distanze dal Dolomiti Bellunesi e vola a -2 quando manca dunque solo un turno alla fine del girone. 3-0 dei biancocelesti sul campo del Brian Lignano, in rete Posocco al 40° del primo tempo, raddoppio al 14° della ripresa con Brigati e il solito Beltrame al 25° che chiude i conti sul 3-0. Il Dolomiti è andato per 2 volte in svantaggio sul campo del Calvino-Ale, acciuffando un pareggio. Serie C ancora alla portata dunque del Treviso, che domenica al tennis sfida Este, mentre i bellunesi ospiteranno proprio il Lignano. E poi c'è il rugby con la pesantissima sconfitta invece in Sudafrica contro gli Stormers. Il Benetton è costretto a preparare alla perfezione le prossime 2 sfide per sperare ancora nei play-off. Advantage was over full time. And a forward pass brings an end. Appesi a un filo, e il filo si chiama doppia sfida contro Glasgow e Munster. Appesi all'8° posto, l'ultimo disponibile per i play-off, come dei naufraghi sulla zattera, perché di naufragio si è trattato a Città del Capo. Alla fine del primo tempo quel 30-0 contro gli Stormers lasciava poche possibilità di rialzarsi, a meno di miracoli. 56-5 il finale che stronca la tournée sudafricana del Benetton, iniziata con il piglio giusto contro i Lions a Johannesburg e finita nel peggiore dei modi. Scendere di altitudine ha fatto evidentemente male ai biancoverdi di coach Bortolami, che non ne azzeccano una se la prima meta, firmata Umaga, arriva all'inizio della seconda frazione di gioco, già sotto di 30. Stormers più reattivi, più determinati, pronti ad approfittare dell'impasse, guidati da un Gome Zulu di altissimo livello, 29 punti da dominatore. Da parte biancoverde è invece un tripudio di palloni perduti in uscita dai raggruppamenti, di palloni non controllati, intercetti subiti e scelte suicide. Così i 5 punti cruciali ottenuti contro i Lions evaporano e il ritorno in Italia è amarissimo. Ci vorrà un reset completo il 10 maggio a Monigo per affrontare Glasgow. I playoff non sono ancora perduti, anzi, ma restano le ultime cartucce e servirà il vero Benetton, non la brutta copia vista a Città del Capo. First try scored this evening and our Vodacom player of the match. Siamo ora allo spazio dedicato all'archivio di Antenna 3. Martedì, lo abbiamo già detto, si terranno i funerali di Giancarlo Gentilini, già passato alla storia per aver rivoluzionato la città nei suoi quasi 20 anni da sindaco. Un'azione agevolata dalla riforma degli enti locali che dava maggiore autonomia al primo cittadino. Per capire quanto sarebbe stato impossibile per Gentilini cambiare la città senza quella riforma, basta seguire un consiglio comunale delle epoche precedenti. E allora andiamo a vedere nel 1991 uno spezzone proprio di vita politica amministrativa di quell'epoca col sindaco Vittorino Pavan, assessore Gianfranco Gagliardi, che sarà il predecessore di Gentilini, e un polemico Giancarlo Iannicelli nel ruolo di politico e non di meteorologo. Finalmente, dopo mesi di attesa e davanti ad un pubblico insolitamente numeroso, ma in fondo si parlava di loro, è approdato in consiglio l'annoso problema del personale. Dopo le numerose comunicazioni, molte delle quali sul problema dei nomadi, sul verde pubblico, sulla Treviso Servizi ed altri disagi, l'assessore addetto al personale ha illustrato la sua relazione sullo stato attuale dei dipendenti comunali. Gagliardi ha premesso che non si trattava naturalmente né di un provvedimento né di un atto deliberativo, ma semplicemente di una fotografia completa di proposte per quanto assai vaghe. Ricordate le difficoltà dell'intero comparto dovute a molteplici motivi. 202 posti vacanti, ad esempio, dovuti al blocco delle assunzioni e alla ipotesi sulla riforma delle pensioni che ha portato ad una 60ina di licenziamenti. Poi la mancanza di organizzazione, la scarsità del sistema informatico, la lentezza nella dislocazione delle risorse. Iniziato il dibattito sono subito partite le bordate. La più pesante è stata la prima e per giunta di un uomo della maggioranza. Giancarlo Iannicelli, indipendente socialista, non ha risparmiato critica alla giunta. In un anno e mezzo, ha detto tra l'altro, l'amministrazione non è stata in grado di fornire poco o nulla al personale. È rispuntata insomma l'accusa che da tempo aleggia su questa giunta, l'inefficienza. La gravità dell'intervento di Iannicelli ha spinto il sindaco Pavan a sospendere per un po' e si è riservato di dare una risposta al termine della seduta. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.